questo attentato è più odioso forse di altri, va a colpire vite giovani, va a colpire speranza appunto nel futuro, va a colpire in maniera indiscriminata persone che nulla hanno a che fare con dinamiche internazionali o religiose o quant'altro. Riteniamo che serva una risposta ferma, strutturata, di coesione internazionale per quanto riguarda l'informazione su quelle che sono le reti di collegamento di questi terroristi e anche un rafforzamento delle misure di sicurezza. I terroristi sono delle bestie che vanno assolutamente fermate, un atto ignobile soprattutto perché rivolto verso bambini e verso i più deboli. Speriamo che immediatamente le autorità britanniche riescano a risalire a chi sono stati gli attentatori e a chi ha organizzato questo terribile attentato, li vadano a scovare e a prendere. Noi non possiamo indietreggiare di 1 millimetro e dobbiamo mantenere la schiena dritta e dobbiamo dire chi sono i buoni e chi sono i cattivi e soprattutto non possiamo tollerare chi in nome della storia, in nome di una revisione di fatti accaduti può giustificare o comprendere tali azioni. Questi atti efferati di violenza assoluta possono essere combattuti soprattutto prevenendoli e andando a combattere anche le cause che hanno prodotto questi effetti deleteri e disastrosi per tutta Europa ma per tutto il mondo.